Una mazzata che il Bassano 1903 non poteva e non doveva subire, non tanto perché una sconfitta, anche in una squadra costruita per vincerle tutte, non ci possa sportivamente stare, ma per come è maturata, per la disposizione della squadra in campo, per lo spirito con cui è scesa allo stadio e per la povertà di idee che ha espresso il gioco. Un piatto che va servito freddo, la vendetta, lo sa bene la fontanivese San Giorgio, che dopo la sconfitta di misura dell'andata e l'eliminazione in Coppa Veneto riesce a sgambettare la capolista travolgendola con un pesante 3-1, conquistando la seconda piazza della classifica proprio alle spalle dei giallorossi, a 8 lunghezze dalla capolista. Sotto di una rete i giallorossi nel primo tempo riescono ad agguantare il pari con il solito garbuio prima di soccombere nella ripresa. Prima un contropiede micidiale di Moretto, sorprende Pozzan, poi ci pensa Antonello a concludere in porta un'azione cominciata da calcio d'angolo. Una vittoria meritata per i biancazzurri padovani, una sconfitta per i giallorossi che mancava da novembre. Sicuramente era una partita molto difficile, abbiamo sbagliato qualche palla lì davanti e poi per qualche distrazione dietro abbiamo preso il secondo gol che ci ha, massacrati mentalmente. Poi vanno fatti anche i complimenti agli avversari che hanno fatto una grandissima partita. Speravo all'inizio magari di portare a casa un pareggio, però sapevo che anche per il Bassano era dura. Abbiamo giocato come noi sappiamo fare, con grinta, umiltà, sapendo di essere forse inferiori tecnicamente, però di avere le nostre armi, soprattutto in contropiede, con gli attaccanti che abbiamo a disposizione, e poterle mettere in difficoltà. Fortunatamente così è stato, i ragazzi hanno tutti dato il 100% e ci siamo tolti una bella soddisfazione.